Buongiorno sfrugonati, oggi vi portiamo con noi nel cuore del Friuli Venezia Giulia, tra montagne, boschi e acque dal colore azzurro turchese, per vivere insieme un appuntamento che ormai sta diventando una vera tradizione per gli amanti della vita outdoor e dei viaggi su quattro ruote. Siamo a Tramonti, una delle località più affascinanti della regione, dove si è svolta la seconda edizione del raduno dedicato agli appassionati di furgoni camperizzati e tende da tetto. Dopo il successo della prima edizione, quest'anno il raduno è tornato ancora più grande, ancora più partecipato e con un'atmosfera capace di far sentire tutti parte della stessa grande famiglia. Numerosi sono stati gli equipaggi che ci hanno raggiunto, amici e viaggiatori accomunati dalla stessa passione, la libertà di partire quando si vuole, scegliere una strada qualsiasi e trasformarla in un'avventura. Tra van allestiti in modo unico, furgoncini camperizzati realizzati su misura e spettacolari tende da tetto pronte ad aprirsi sotto il cielo del Friuli, questo evento è stata un'occasione speciale per condividere esperienze, idee e progetti futuri. Perché un raduno come questo non è soltanto un parcheggio pieno di mezzi straordinari, è confronto, ispirazione e condivisione. È la possibilità di conoscere persone che parlano la tua stessa lingua, quella dei viaggi, della natura e della voglia di scoprire il mondo con semplicità. Durante queste giornate non sono mancati momenti di condivisione, risate, racconti di viaggio e nuove amicizie nate davanti a un tavolo da campeggio o accanto a un furgone aperto a mostrare soluzioni, modifiche e idee geniali. Il tutto immersi in uno scenario unico di Tramonti dove il verde delle montagne e la tranquillità della natura hanno fatto da cornice perfetta a questo evento. Il risultato? Un successo oltre le aspettative, una conferma che la community degli appassionati van e tende da tetto continua a crescere anno dopo anno, mantenendo però quello spirito autentico e genuino che rende questi incontri qualcosa di davvero speciale. Quindi preparatevi a entrare nel vivo del raduno. Nei prossimi minuti scopriremo i mezzi presenti, incontreremo i protagonisti di questa seconda edizione e rivivremo insieme i momenti più belli di un weekend che difficilmente verrà dimenticato. Mettetevi comodi, lasciatevi ispirare e godetevi il viaggio con noi. Questa è la seconda edizione del raduno di Friuli Van Giulia e questi sono i veri protagonisti. Allora, ciao Giovanni, scudo camperizzato da te. Sì. Facciamo vedere il mezzo, dai che bello che è. Sono due luci sopra. Eccolo qua. Bellissimo. Allora, intanto spaziosissimo, eh? Sì. Veramente molto grande. Vedo un armadietto fatto con le tue manine, eh? Sì. Fantastico. Dove possiamo cucinare, voglio mettere ancora un lavandino. D'accordo. Sotto abbiamo due taniche di acqua. D'accordo. Una per raccogliere l'altra per l'acqua pulita. Qua sotto che l'abbiamo messo? Una tanica per la doccia. Benissimo. Con la doccetta a batteria. Fantastico. E dopo l'altro abbiamo sempre per mettere dentro teli, tutto quello che serve per allestire all'esterno. E qua invece per la nostra biancheria. Con questi due si aggiungono i due pezzi. Ah, d'accordo. Uno qua e uno dall'altra parte. E uno avanti e diventa letto con i cuscini. Con i cuscinoni. Fatti da una nostra amica che ce li ha cuciti. Fantastico. Allora, una cosa incredibile, cioè l'altezza di questo furgone. Per quanto piccolo sia, all'interno è veramente super spazioso. Tanta roba. Sì. Complimenti, vedo bluetti che non deve mancare mai, altrimenti energia elettrica, ciao. Pannelli solari. Pannelli solari dove? Qua. Ah, pannelli solari qua. Ok, quelli della Bluetti. Sì. Ok. Di che anno è il furgone? 2012. Ok, pagato? 5.000 euro e più i vari lavoretti perché ha 200. Cioè, no, scusa, 5.000 euro l'hai pagato? 5.000 euro? Sì. Quanti chilometri ha? 230. Ok. Allora attacchiamo ufficialmente l'adesivo del Friuli Van Giulia. Sappiamo già dove metterlo, mi raccomando mettilo dritto. Sì. Ok. Ciao Timothy, è mezzo strepitoso ragazzo, veramente una roba fantastica. Se ti alzi me lo mostri un attimino, dai, prendi la birra che è a tema. Allora noi abbiamo, che mezzo è? È un Ford Ranger wheel track, Sì. pick up Perfetto, molto bello. Di che anno è? del 2019, Benissimo, allora sopra abbiamo messo un tendalino della Vevor. ok, molto piccolino, minimal. perfetto, perché si abbina in modo fantastico con la tenda. Rhino Rack, Ok, che è belga, allora una domanda, quanto l'hai pagata? è 1.800. Sei contento? Benissimo. La ricompreresti? Sì. Assolutamente? Cambierei il modello, comunque sì, queste qui sono Perché super- cambieresti il modello? Ma
Mi piaceva più una roba rigida, però... Tipo non che si apra libero? Sì, per Ok. spazio di ingombro più che altro. D'accordo, perché in libera è un po' un Esatto, casino, esatto. perché apri... Spazi, robe. Esattamente, allora ricordatevi sempre una cosa, che se andate in libera aprendola così non sarebbe legale, perché vai ad occupare suolo pubblico, mentre se prendete una tenda che si apre in modo verticale, allora in quel caso lì teoricamente dovrebbero rompervi meno le scatole, ma insomma se vogliono rompere le scatole le rompono lo linea, stesso. sì, esatto. Posso andare a cuccare su? Vai, vai. Vado? Allora, scala impressionante, porca miseria, ma che scala fantastica, con permesso. Allora, gavone utilizzato ovviamente per mettere tutto quello che serve per fare il campeggio. Abbiamo un mega frigone qua, questo qua, Esatto. che è della Questo è adesso lo scopriamo. Esatto. Ok, fantastico, bellissimo. Congelatore frigo. Bellissimo, collegato ovviamente alla Blue Yeti Elite 200, sì sì. Viaggio più figo fatto? Monfalcone. No, come Monfalcone. Cancella. Eccoci qua, ciao Elisabetta, camperino piccolissimo ma super pratico immagino. Sì, Andiamo a vederlo dentro? vieni, Dai, con permesso. avanti. Ola, wow. Il tour è veloce da fare perché sì, però- è tutto compatto. Però ragazzi, veramente una roba del genere è strepitosa, perché in pochissimo spazio c'è tantissima comodità. Allora, proprio. noi abbiamo bisogno di un mezzo che faccia fuoristrada e che vada dove vanno le macchine, per Mhm. cui abbiamo scelto una cosa di questa dimensione. I letti devono essere sempre pronti e Sì. quindi ne abbiamo due, uno Sì. sopra e uno sotto. Sì? Qui in mezzo c'è il bagno, lì ci sono tutte le batterie, c'è il riscaldatore, D'accordo? qui c'è il lavello. Sì? E qui sotto ci sono le pentole, ci sono tutte le cose per la cucina. Mm? Qui abbiamo una piccola dispensa dove mettiamo un po' di cose. Poi qua ci sono i fuochi e abbiamo il frigo. Madonna, apri il frigo? Enorme! Ma allora una domanda, in quanti ci dormite qua? 4 più il cane, che è un cane grande perché Bellissimo. eccola là, c'ha Ok. 25 kg. Avete mai avuto problemi? Oh sì, viaggiando i problemi ci sono sempre. Ci si è rotto il riduttore quando siamo andati in Turchia Sì? e lì lo abbiamo fatto riparare. Sì? Poi abbiamo avuto problemi con l'alternatore, poi sono mezzi vecchi, qualcosa si rompe sempre. Ma una volta fa sono parte i del freni. gioco, fa parte. Sì, bisogna essere meccanici, se no è un mezzo che non è adatto a chi non sa. A chi non sa dove mettere le mani? No, E il viaggio più bello? quello che dobbiamo ancora fare. Dimmi. Fantastica, bella questa, eh? Beh, abbiamo fatto diversi viaggi con questo, il più lungo sicuramente, perché poi la chiave è sempre il tempo. Se hai tempo vai dove vuoi, se non ce l'hai D'accordo. devi stare vicino. Certo. La volta che siamo stati più distanti abbiamo fatto Turchia, Georgia, Armenia. E siamo stati via 2 mesi e sono dei paesi veramente meravigliosi. Non avete di una mai avuto bellezza. paura, No, situazioni critiche, no? Nulla, niente? No. Fantastico. No, niente. Bravissimi, grazie mille. Niente, figurati. Grazie. a voi. Allora Manuele, innanzitutto complimenti per il mezzo. Grazie. Perché è eccezionale, ma noi come possiamo definirlo questo mezzo? Una È un roulotte? caravan da spedizione, diciamo. Ok, quindi... Caravan da fuoristrada, heavy duty sì. Infatti, se vedete ragazzi, cioè, che ruote. Allora, vogliamo vedere l'interno? Facciamo l'esterno. Facciamo prima. l'esterno, dai, Allora, fantastico. Partiamo Dai. dallo stivaggio. Sì? Qua c'è il primo stivaggio e c'è il serbatoio per il cinebasto. D'accordo, quindi riscaldamento a Esatto, gasolio. sì, Mhm. diesel. Perfetto. Sotto abbiamo la bombola del gas. D'accordo. Qua c'è la cucina esterna. Ah, bellissima. Molto, Madonna. molto semplice, c'è il fornellino, si Certo, mette certo. sopra. Beh, ma le cose semplici sono le più Esatto, pratiche, direi. Esattamente. Meno laboriosa la cosa, più le cose vengono utilizzate. È più facile da aggiustare. È più facile aggiustare. Tavolino, vabbè, presa elettrica esterna. Benissimo, se vuoi fare le perfetto. cariche. Ok. Poi di qua Andiamo abbiamo avanti. altro stivaggio. Mhm. Mettere Ah, varie cose. certo. Ce ne sono 2. Madonna, che pratico, bellissimo. Qua
Qua c'è altro stivaggio, io ci ho messo la griglia intanto. Certo, lì. certo. Quindi stessa cosa, due parti, no? Speculare. Ok, benissimo. Ruota di scorta che viene giù così Completamente. comoda per poi poterla togliere. Sì, anche perché non penso pesi poco. No, pesa molto. Pesa molto. Qua c'è Ok. lo scarico della toilette. D'accordo. Altro stivaggio molto piccolino Sì. per vari aggeggi. Sì. Qui abbiamo altro stivaggio. Ah, però cavoli, veramente hai stivaggi ovunque. Sì, qua c'hai il molto interessante. compressore dell'aria, D'accordo. perché ha gli ammortizzatori ad aria, posso rialzarla quando faccio fuori strada, si tira su. Ok. E sopra c'è il pannello solare. D'accordo. Che non è roba da poco. Esatto, qua c'è la doccia esterna calda e fredda. Ok. Allora, toc toc, entriamo in questo mezzo meraviglioso. Vai. Allora abbiamo Spiega, la dinette, spiega. ovviamente diventa il letto matrimoniale quando scendi giù Certo. il tavolo. Qui abbiamo la cucina con i fornelli, Benissimo. ok. Due letti, un letto a castello, diciamo 2 letti quindi. Ok. Quindi tutto porta 4 persone. D'accordo. Qua sotto c'è la tanica d'acqua Mhm. con la pompa, qua c'è tutta, magari questo lo togliamo, Vai. qua c'è tutto L'impianto. l'impianto idraulico Certo. per la gestione. Qui abbiamo il bagno piccolino ma funzionale. Bello, cavoli. Ok, Boh, piccolino, neanche tanto Beh, piccolino, insomma. il giusto per fare quello che si deve. Certo, certo, fantastico. E poi abbiamo il frigo. Ma Piccolo- questo qua è il frigo? Questo è il frigo. Frigone direi, non frigo. Frigo freezer. Ah, bellissimo. Poi cassetti, stivaggi vari, tutto qua in alto. Bene, bello. E ovviamente stivaggi anche qua sotto. Sì, Là c'è il vano delle batterie. sì. E vabbè, qua sotto tutta la cassettera per la cucina. Ok, informazione tecnica, se noi facciamo libera, tu devi però sempre tenere la roulotte agganciata alla macchina. Sempre l'agganciata, non può scendere nulla al di fuori delle sue ruote, quindi non Ok. posso mettere il ruotino, D'accordo. non posso mettere Il tendalino. poi non puoi mettere nulla, Non puoi mettere aprire, nulla, perché in tutto- teoria non puoi neanche aprire le finestre laterali, puoi aprire solamente quelle in alto, Ok. perché sennò esci dal disegno del veicolo. Perfetto, beh, comunque deve essere agganciata assolutamente Sì, alla... ok. e devi avere assolutamente la tanica per le acque grigie, Ah, certo. cosa che a volte le roulotte non hanno. Ok, Quindi me ne sono costruito. Questa non ce l'aveva perché essendo da fuoristrada ok. premesso che devi utilizzare ovviamente i saponi biodegradabili, no? Ovviamente. Chiaro, la base, questa buttava per terra Ah, ok. e quindi io mi sono costruito una tanichetta. Certo, perché se altrimenti la comunale ti fa un secchio così. Esattamente. Una domanda, il viaggio più bello? Guarda, ce l'ho da poco e da poco la bambina, quindi il viaggio più bello ancora dobbiamo farlo, lo stiamo organizzando. Ok, come dicono tutti, il viaggio più bello è quello che è il prossimo che faremo. Esattamente, stiamo ancora sperimentando questa. Ok. Ce l'ho da poco, Ok, quindi. hai un canale YouTube? Ho un canale YouTube, Ok, che e si chiama? Terrano 2 Overland. Ok, andate a vederlo, ha già pubblicato un bel po' di video, insomma, Esatto. tanta roba, mezzo meraviglioso Sì, sì, e sì, voi sì. super simpatici. Grazie. Tanti auguri. Grazie, Buona a presto. fortuna. Ciao, grazie, ciao, ciao, grazie. ciao, ciao. Allora, Ciao. Giovanna sarà gentilissima, ci farà fare il tour del suo furgoncino. Loro non l'hanno camperizzato, quindi è originale, uscito da fabbrica, sì. così com'è. Innanzitutto dobbiamo tenere presente il colore della tenda, che è perfettamente abbinato al colore del furgoncino. Questo è nota di un design particolarmente accurato. Quindi prego, entriamo. Mi devo togliere le scarpe? No, beh. No, va bene così? Va bene, ok, con permesso. Allora, intanto tendalino super figo perché effettivamente è uno spazio in più che ti permette Sì, di infatti con i tenere in nostri ordine le amici varie alle cose. volte magari dormono qua. siamo Direttamente, andati anche in altre- ok, la camera degli serve anche ospiti come questa. camera degli ospiti, sì. Fantastico, allora entriamo dentro con permesso. E sopra sì, è Ok. il letto classico. Fallo, si può? Sì. In pratica si si sgancia c'è qua. il letto che non è ancora fatto. Ok, posso con permesso? Sì, siamo arrivati il letto non è stamattina. fatto. Ai No, ai proprio ai da ai fare. ai. Ok. Siamo arrivati e siamo andati al fiume. Allora, una domanda, Sì, se fa dormo tanto io. caldo? Io Tanto caldo? No.
Ma finora non avete mai sofferto? No, e comunque Ok. di solito di sopra dormo io e il marito da basso. Perché Ah, ok. lì dove... Camere separate. Sì, perché lì dove sei tu Si tira e qua diventa un altro matrimoniale. Ok. Invece se piove tantissimo, eccetera, ci stiamo tutti e due qua a dormire, o in inverno se fa Ah, freddo. quindi chiudete la cappotta Senza la direttamente cappotta e e dormite dormiamo, dentro. sì. Ok. E abbiamo. Questa qui c'è un frigo. Ah, un frigo. a pozzetto. Un po' a pozzetto con un po' di cose Fantastico. da Ok. mangiare, c'è qua stippa. Ok, sì, stivaggio, varie cosine. stivaggio, Vabbè, certo. Qua anche Ah, stivaggio, ah. roba da Oh, ci sono vani ovunque praticamente. Sì, poi ce n'è un altro qua, Ah, cavoli. qua, e Ok. poi beh ci sono le luci. D'accordo. luci normali. Poi qua cosa abbiamo? Ah sì, qua abbiamo Mhm. cibo. D'accordo. Mettiamo il naso dappertutto, mettiamo il naso. cibo. Sì, tutto un casino. Ok. Comunque reparto Boh, ma io immagino che non esista un furgoncino ordinato, eh. No, esiste. Ok, Non e dico- riscaldamento? Questi qua? Riscaldamento, questo qui non ha i webasti normali, noi abbiamo quello vecchio che Sì. va solo se sei attaccato alla spina della corrente, D'accordo. che si chiama L2G qualcosa, non mi ricordo. Ah, quindi Ad aria. d'accordo, quindi deve essere alimentato. Sì, però abbiamo comprato una Bluetti che è una power Certo, station certo. portatile con i pannelli che Mhm. eventualmente attaccando la spina riusciamo a far funzionare. Per quanto riesci a il farlo funzionare? Tutta la notte? Sì, sì, beh. Tiene tutta la Sì, notte? Voilà, Il lavandino lavandino. col doccino che se vuoi lo puoi far uscire dal finestrino dietro e lavarti. Con Benissimo. l'acqua fredda, io non ho messo boiler Certo, niente. certo. E i E fornelli. i due fuochi? Sì. Furgoncino non nuovo, no, No. usato. Sì, è del 99. Del 99. Quanti chilometri? Adesso ne ha 460.000 circa. Pagato? Quanto l'ho pagato quella Sì. volta? 6.000 euro, perché Ok. era ancora quando valevano poco. Poco, perché poi i prezzi sono Sì, schizzati sono alle schizzati, stelle. adesso te li vendono anche a 20.000 euro. Esattamente. Mhm. Però tipo abbiamo fatto i vari lavoretti, sai, non so, una volta la frizione, Sì, sì, una sì. volta le cinghie, Certo. però lui va. E quanti chilometri avete fatto voi? Un Noi 100.000? ne abbiamo fatti 150, allora ne aveva sui 350, sì, sui 120.000. più o 120.000? meno, Sì. Ok, d'accordo. Contenti? Ah, sì. Vi trovate bene? Sì. Lo cambieresti con un altro? Forse con uno di quelli che hanno il bagno incorporato, Ok. bagno doccia incorporato, Ok. che il vicino diciamo, Sì, vi arrangiate. tiri qua sì. volendo lo metti lì, Sì, e sì, così. sì, sì. Però Come magari facciamo un po' con tutti. uno di quelli, anche perché adesso che cominciamo a essere vecchi. No, non a siete piegare, a vecchi, fatica a ma no. piegarci, e Ma no, così. non vogliamo sapere i dettagli, non vogliamo sapere i dettagli. Ma no, a piegarci nel senso. Nome e cognome? No, non il cognome, solo il nome. Alberto. Allora, ragazzi, guardate qua che furgone meraviglioso. C'è una camperizzazione dentro che è la fine del mondo e adesso tu ce la spiegherai. Dai, È vai. un po' difficile perché abbiamo fatto, diciamo, le corse per poter arrivare in stagione giusti. Sì. E praticamente Avevate voglia di andare. Esatto. Beh. Abbiamo modificato perché c'era già una camperizzazione, però non erano gli spazi, non erano Ah, quindi l'avete già ottimali. preso camperizzato? Esatto. Benissimo, E ok. omologato. E omologato Sì, addirittura. Sì, perché ci piace fare le cose fatte bene e andare via sicuri, insomma. Abbiamo fatto i pannelli esterni che praticamente sono diciamo provvisori. Ok. Niente, qua abbiamo un cassetto. Hai fatto tutto tu? Ho fatto tutto io, sì. Bravissimo, complimenti. Abbiamo, grazie. Poi vari c'è- cassettini, Esatto, uno. vari cassettini. Ok. Qua c'è il sottolavandino, ovviamente. Ok. Il lavello. Il lavello. Non entro con le scarpe, Il lavello. il gas. Quanti fuochi? Due fuochi. Due fuochi. Fantastico. Ara qualche roba? Sì, dai. E Boh, lì armadio, immagino ci mettete dentro le sì, cosine. là c'è ancora, dobbiamo organizzarci ancora, però abbiamo fatto una cosa così per Sì. ovviamente per l'apertura. Certo. Ah, intelligente, eh? Esatto. Ah, figo. Cavoli, cavoli.
Frigo nuovo. Frigo nuovo, Perché ovviamente. vedo che c'è ancora il cielo. Sì. No, perché non riusciamo a levarlo, resta la pellicola dentro, bisogna smontare questi bordi, non abbiamo avuto tempo. Ancora il tempo, Esatto. d'accordo. Ok. Molto capiente, Cavoli. veramente, guarda, abbiamo voluto far così, insomma. Ma bello. Dopo ognuno con la camperizzazione, Certo. sai, si sbisarisce. Questo è il Assolutamente. posto per i potti e la bombola. Perfetto, fantastico. Grande caratteristica di questo furgoncino la possibilità comunque di rimanere anche in piedi, perché avete il Io letto. sono 1,85. Ok, benissimo, Ecco. quindi super mega comodi. Un'altra cosa estremamente comoda è il sedile girevole, perché sembrerà una cavolata, ma una volta che avete girato il sedile qua vi si crea uno spazio ulteriore all'interno del furgone, che non è cosa da poco, assolutamente. Qua sotto vedo che avete messo Abbiamo un impiantino elettrico per il discorso di tutti i servizi, cioè l'acqua, la Sì. pressione d'acqua, Sì. tutte le prese USB, Sì. le luci in cabina che sono quelle a LED qua, D'accordo. e il riscaldatore. Il riscaldatore. Il Esatto. riscaldatore dov'è, scusa? Il riscaldatore è sotto la macchina, Ok. è un cinebasto, Sì. e la bocchetta abbiamo No, messo vuoi basta per i figli, esatto. vuoi basta costa. Costa soldi. Adesso è un millino, più o meno all'incirca. Esatto. Comunque si gira anche quel sedile e Ah. praticamente si gira solo però a 90 gradi, più di 90 gradi, insomma. Cioè perché c'è il arriva volante. fino qua più o Fino meno. a qua, sì. Ah, d'accordo. Beh, che non è roba da poco, perché se uno poi deve mangiare vi girate. Esatto. Più che altro per quello. Ok. Da Il là letto è abbiamo- comodo? Sì, diciamo che è un po' strettino, però dai, Ok, perché in due siete, ci sta. siete grandi tutti e due. Esatto. In due ci sta. E lì cosa fai? Tiri giù la... Sì. dal maniglio? Ah no, Praticamente c'è una maniglia, la maniglia qua. Vai. Tiri giù Ok. e c'è il letto sopra. Ok, posso curiosare? Vieni. Posso entrare con la scarpa? Ok, mi ha dato il consenso, Oh, hai capito. Sì, è praticamente 1,90 per 115. Boh, va benissimo. Questo qua è il materassino che utilizzate? Questo è il materasso, però io preferisco avere un altro Quanto abbiamo di materasso, 3 cm. Ok, è un po' pochino. Forse infatti per io, quello non state comodissimi. infatti io ho il materasso dietro 5 cm e Che lo lo metto aggiungete? sopra. Sì. Ok. Tipo, Tanto siamo in tipo due. il topper? No, proprio un cosa del materasso proprio. Ok. Poi abbiamo la batteria a litio a 100 ampere. Sì? Che l'ho messa sotto di là e qua uno stacca batterie normale e via, insomma. E l'avete preso di seconda mano? Sì, di seconda mano. Quanti chilometri? Praticamente aveva 270.000 km. Quanti soldi? Questo è un tasto dolente. Quanto l'avete pagato? Sopra i 30. Sopra i 30. Cavoli, impegnativo. Impegnativo, sì. Impegnativo. Però siete contenti? Siamo contentissimi. Basta. Perché per noi, diciamo, È quello che vi serviva? è quello che ci serviva. Abbiamo modificato, come ti dico, un po' per ottimizzare gli spazi come che ci sembrava meglio a noi e via, insomma. Sì, boh, L'unica allora era ragazzi, però guardate qua, attenzione, cioè veramente è una favola, carrozzeria, cioè veramente un design fantastico. uno sportello che si accede al serbatoio dell'acqua. Quanti litri di acqua? 70, 70 litri e 40 grigie. Ok, d'accordo. Queste sono le bianche Ok. e via. Uh-huh. Un piccolo docino. Ok. Boh, ma c'avete anche il All'esterno. gancio traino? Esatto. No, sì. non da poco. Qua c'è il portasedie, perché ovviamente abbiamo copiato un po' dall'originale che ha le sedie qua. Ah, ok. E niente, questo è il materasso che mettiamo sopra o dentro, perché c'è la possibilità col Di sedile. dormire dentro, esatto, ovviamente. a seconda di come vuoi Certo, puoi dormire certo. sopra. Che non è roba da poco, perché nei posti dove non puoi alzare la tenda, ma Esatto. voi avete la tenda dentro, potete praticamente farlo ovunque. Beh, guarda, per evitare qualche Comunale, quella esatto, comunale, esatto, dormiamo Quelli- dentro alla fine. Sì. D'estate è un po' difficile, però insomma ci adattiamo e via. Allora Nicola, questa qua è la nautica della camperizzazione, perché è veramente un mezzo eccezionale, rifinito
nei dettagli, qualcosa di incredibile che adesso ce lo fai vedere, ovviamente. Sì. Allora, che mezzo è? Allora, è un Mercedes Marco Polo, mezzo del 2021, Sì. quindi con la nuova motorizzazione e il nuovo restyling che hanno fatto, cambia 9 rapporti, Sì. mezzo eccezionale dal punto di vista della guidabilità perché consumi contenutissimi, è una vettura a tutti gli effetti, però con i pro, diciamo, anche a livello di tasse, bollo agevolato, assicurazione che si paga poco, di un camper, quindi hai tutte le agevolazioni, però puoi usarlo come una macchina normale. 4 posti guida omologati, Sì. e 4 posti letto, 2 giù e 2 sopra. Ok, che qua basta Sì, allora abbassare. faccio vedere. Vai. Qui normalmente quando sei, ecco, Già stai in piedi ed è una va- comodità unica. Sì, stai Ok. in piedi perché ha il soffitto che si alza un po' come il T6, il T7. Benissimo. Ecco, dal momento in cui invece vuoi fare le nanne, Sì, ecco, tu abbassi semplicemente in modo semplice. Sì, sono 2 linguette, tu abbassi Ok. praticamente, E qui abbiamo sì, il lettone. letto, si dorme meglio che a casa perché non so se vedi come è fatta la rete. Adesso vediamo, aspetta che vengo di qua. Aia. Ci sono degli ammortizzatori qui, Sì, praticamente, visto che il materasso è molto sottile, sì, questo è il mio cane, vabbè. d'accordo. Ecco, e ammortizzano perfettamente il peso del corpo, ecco. Ma Dove allora sta? devo dire, abbassa un attimo che vedo anch'io che da lì fantastico, eccezionale. Devo dire una cosa, che oggi la giornata è estremamente calda e nonostante tutto qua su si respira, Sì, si respira, che non è cosa da poco perché è aperto qui, qui ci sono le zip e anche qui volendo si può aprire si apre, completamente. proprio la finestra si apre, Ah, vedi te. track. Ecco. Ok, quindi areazione Sì. al massimo. Una cosa che ho notato rispetto alle tende da tetto è che le zanzariere sono molto più fitte, cioè qua proprio non passa niente, neanche gli insetti minuscoli che normalmente sulle zanzariere delle tende passano, qui proprio non passa niente. Ok, però l'aria passa bene. L'aria passa bene, ma meno comunque rispetto alla tenda da tetto. ok. Sì, come reazione, secondo me, una tenda tipo la tua, la Maggiolina, secondo me è più ventilata, sì. D'accordo. Nei caldi estremi qui devi avere un piccolo ventilatore. Ok. Però dal punto di vista della coibentazione, secondo me, per contro, è meglio d'inverno perché è più coibentata, D'accordo. passa meno il freddo. Certo, perché abbiamo il riscaldatore, quindi in inverno si accende. Cosa c'è, il webasto? Ma io parlo proprio a livello di tessuti. Ah, proprio a livello di tessuti. Perché è proprio fatta di PVC, Ok. come vedi, ed è un tessuto, diciamo, molto più spesso rispetto alle tende. Ah, d'accordo. E fa condensa? Allora, non fa condensa, come tutte le, anche come le tende, se lasci un po' di spiffero. D'accordo, un po' di aria, Cioè, un po' di ventilazione. Esattamente. D'inverno fondamentalmente se attacchi il webasto di serie che funziona a gasolio, consuma pochissimo, con 1 litro, 1 litro e mezzo fai tutta la notte a 22 gradi. D'accordo. E fa rumore? Un po'. Senti come un ventilatore, Ha un ventilatore. cioè D'accordo. non fa rumore. Ok. Sì, è assolutamente sopportabile. Per il resto, proprio nelle estremità dove c'è l'alluminio, per esempio, qualche goccetta piccola, minuscola, Si crea. d'inverno se chiudi tutto si crea, ma non dà sicuramente. Cioè il materasso qua è perfettamente asciutto, è tutto asciutto. Sì, ecco. sì. Questo sì. Andiamo a vedere sotto? Sì. Andiamo a vedere sotto. Rifiniture extra lusso, direi, perché veramente fatte veramente molto bene, studiate soprattutto molto bene. Il mezzo viene fuori proprio così, allestito da Westfalia. La differenza rispetto al concorrente diretto che è il T6 o il T7 è il mobilio, ecco, effettivamente Superiore. cioè nel senso che già il piano cottura è un piano cottura con la copertura in cristallo e anche dentro ha
diciamo tutto la base in cristallo. Certo. Ecco, mentre se vedi un piano cottura di un T6 sembra quelli presi alla Decathlon, per dirti, per farti la differenza. Poi lì abbiamo un frigo a pozzetto. Qui abbiamo un frigo a pozzetto. Molto. Quanti litri sono più o Sono 40 litri. 40 litri? Sì. Non è poco, Più che 40 sufficiente. litri. Funziona tutto ovviamente a batteria e servizi. Certo, Autonomia. abbiamo cassettini qui. Sì, i cassettini sono tipo estraibili. Quindi Ok. Tutte con la sicurezza. tutte in con la modo che- sicurezza, tipo barca. Certamente, Sì, certamente. esatto. Molto Ovviamente- bello il colore. E noi qua all'interno, noi vi facciamo vedere nella realtà di come si vive la camperizzazione, con tutto il casino. Stiamo sbaraccando, quindi, Esatto. Siamo stile Sì, non siamo quelli profughi. fighetti, no, che Esatto. mostrano cioè qua, Nonostante- questa è la realtà del campeggio. Esatto. È vero, è vero. E quindi poi qua Qui hai il cassettino con l'armadietto dove mettere, riporre la roba, quindi abbigliamento. Ci sono 2 piani lì, 2 piani qui. ok. Qua apriamo i sedili e diventano 2 letti. Qui praticamente sì, i sedili. Intanto qui hai un altro bel cassettone dove riporre tutta la roba. Molto grande. Esatto, i sedili vanno avanti Sì, e praticamente ti faccio vedere, sì, ci sono dei tastini qui sì. e vanno giù. Quando vanno giù, a un certo punto Mhm. Si sgonfia. senti questo rumore qui. Sì. È il rumore della pompa che sta sgonfiando il sedile. Cioè qui Ok. diventa tutto piatto. D'accordo. Fondamentalmente un sedile che è tutto sagomato lo sgonfia appunto per diventare un letto. Per diventare un letto comodo. Esatto. Fantastico. Sì, sì, sì. Beh. E qui diventa appunto ci sdrai Bellissimo. sopra il materasso originale che ti danno, Certo. e hai altri 2 posti comodi. E entrambi i sedili davanti si possono girare. Sono girevoli ovviamente Ok, entrambi. perfetto. E questa è una grandissima comodità, Sì. soprattutto in mezzi piccoli, no? Perché ti permette di creare una zona per poter mangiare interessante. Esattamente, qui hai il tavolino. Il tavolino per che mangiare viene- dentro Mhm. con la sua. Quindi pensa, 2 mangiano qua, 2 sono seduti qua e 2 due- sono seduti qua, cioè già crei una situazione di Allora, super comoda. come tutti i van di questo tipo qua, ovviamente è una soluzione stupenda per 2 persone, però. D'accordo. Cioè, 3-4 persone ci puoi stare, ma fai il weekend, ma fare la vacanza in 4 qui diventa impegnativo. diventa un po' impegnativo. Dovete volervi tanto bene. No, Tanto esatto, bene. Esatto. Bagagliaio mega spazioso. Sì, qui ho la cuccia del cane, Ok. praticamente. Mhm. E la pompa per l'acqua. Questa è la doccetta, praticamente tu attacchi la pompa in dotazione, la doccetta in dotazione e praticamente questa Voilà. dovrebbe, Ecco ecco qua, qui hai la doccia. la doccia. Molto comoda. Quanti litri? Sono 40 litri di acqua Sì. e anche Minerale qua- o gasata? Gasata. e anche 40 litri di acqua grigia. Adesso io ti faccio un'ultima domanda, dopo ti lascio andare. Sì. Cos'è stato passare da un Defender? Lo sapevo. Perché allora Nicola è un grande amico, sul canale trovate assolutamente il Allora. video della camperizzazione del suo Defender full optional, una macchina meravigliosa. A un certo punto non so cosa sia successo, ma ha deciso di venderlo e prendere un mezzo più reale. Il van del dentista. Sì, o il Del taxi, dentista o il in taxi della pensione, vita. Esatto. Allora, passare dall'anfibio al mocassino è un attimo D'accordo? e volevo provare appunto, visto che ho passato i 50 anche, per una volta avere un mezzo un po' confortevole e soprattutto volevo provare a fare un turismo invernale un po' più meno estremo, ecco, e di conseguenza qui avendo il riscaldamento interno,
sono andato a Capodanno in Toscana anche a temperature sotto lo zero, sono riuscito a gestire anche giornate di brutto tempo. Effettivamente, se non hai possibilità di star fuori, puoi stare anche 1 o 2 giorni dentro, mangiare dentro senza mai uscire, ambiente protetto, caldo, riscaldato. Perfetto. Di conseguenza è tutto un'altra cosa. Certo. Dirti cosa preferisco è difficile perché togli delle cose e ne metti delle altre. Certo. Chiaramente con un mezzo così vai sulle aree attrezzate, vai sui campeggi, difficile far libera, insomma. Secondo me è un mezzo che si adatta di più anche a zone tipo questa, però comunque con un minimo Di servizio. perché comunque Non ci sono i servizi. non ci sono i Vabbè, servizi, certo. le docce sì, però adesso Ok. sono Adesso che fa caldo va 38, bene. 40 gradi, ma d'inverno cosa fai? Non lo fai. Di conseguenza sì, hai i pro e i contro di un mezzo molto versatile. Ovviamente non si può avere tutto, ecco, non si può avere un camper. Ok. Torneresti al Defender? Sì. Con questa la chiudiamo. A ver, aquí tenemos un amigo argentino che si chiama Leonardo. Leonardo. Guardiamo un attimo il furgoncino basic ma super utile. Abbiamo 2 cassetti, allora 2 tavolinetti super comodi, va benissimo, 1, 2, fantastico. Allora voi dormite dentro? Sì. Ok, perché buttate giù praticamente i sedili dietro. Il frigo è un frigo Bevor di 38 litri, alimentato quando viaggiamo con la batteria della macchina. Sì. E dopo, quando siamo fermi, abbiamo una power di 600 watt Sì. con i pannelli solari che è là, Sì. e con quella facciamo libera. Poi abbiamo questa qua Per l'aria. avere l'aria della L'aria notte. fresca. Poi dietro c'è una zanzariera che fa che non... Che non Questo passi. arrivano da Spagna. Los mosquitos. Esattamente. Esattamente. Las moscas. Dopo Chiaro, si qua. ribaltano i sedili. Sì. Complimenti per il berretto della signora, bellissimo, giallo. Questo viene da Matera. Ah, De Matteo, addirittura. Sì, sì. Questo così. Ok. E questo adesso Sì, aspetta che ti faccio vedere. sì, sì, viene spostato, ma non serve che No, fai. tranquillo. Ah, non volevo disturbare. Questo sarebbe la parte avanti. È scorrevole, va in avanti. Sì. Mhm. Io normalmente Sì. la macchina ha 5 posti, Sì, ok? sì. Questo viene utilizzato solo il fine settimana quando noi andiamo in giro. Chiaro, per il resto diventa la vostra macchina di tutti i giorni. Esattamente. E basta. Questo sarebbe la nostra roulotte o camper, come la chiamate voi. Noi ne abbiamo fatto tantissimi chilometri. L'anno scorso abbiamo partiti da Prata, abbiamo dopo Chioggia tutta la costa adriatica fino ad arrivare a Bari. Ma è tutto in libera? Sì. Tutto in libera, ok. Parcheggio su... Sì, sono ste camper. Sì. Sì. No, perché questo è una macchina. Certo. Lo importante è non tirare sedie e tavolini Fuori, bravo. Ok? Mhm. Siamo arrivati a Bari, dopo abbiamo fatto Albero Bello, Ostuni, Matera, siamo andati in Calabria, Napoli, siamo tornati a casa. Abbiamo fatto 31 giorni, bellissimi. Sì. E non avete avuto mai problemi? No. Nessuno alla comunale che ha bussato qua non potete, lì No, non potete? solo che sono dovuto andare alla comunale perché ho perso il portafoglio. No, ma quella è un'altra roba. quello sì, ma no, grazie a Dio noi praticamente sulle spiagge parcheggiavamo sui parcheggi notturni, quelli grandi. Durante la giornata pagavamo il ticket del tempo che eravamo là. Sì. E poi eravamo una giornata qua, 2 giorni là. Sì, avete girato. Sì. Ne abbiamo fatto
tutto il mese di agosto praticamente. Fantastico. L'abbiamo passato molto molto bene. Bene ragazzi, il video finisce qui, lo so, non ho fatto il giro di tutti i mezzi, ma quelli che mancano li avevo già visitati nel raduno precedente, quindi se siete curiosi di vedere gli allestimenti alla fine vi lascio il link in descrizione, ci sono tantissimi altri furgoni. Parte dello staff Friuli Van Giulia, allora io volevo ringraziare questi 4 cappelloni per un'organizzazione eccellente, è stata veramente una manifestazione incredibile, ci sono state tantissime presenze come l'anno scorso, il primo anno è andata benissimo, il secondo è andata ancora meglio secondo il nostro parere e secondo il parere di tutti i partecipanti. Per l'anno prossimo ragazzi cosa si fa? Sorpresa! Quindi allora lasciamo tutto quanto lì, mille grazie ancora, veramente super, fantastici, e quindi all'anno prossimo? All'anno prossimo! Io non posso che ringraziare gli organizzatori per la loro gentilezza e professionalità. Siamo Trekking Friuli Venezia Giulia, grazie per essere arrivati fino a qui. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, buona strada a tutti e alla prossima!